Questa azienda si chiama Tenuta Santa Maria Valverde e nasce sulle colline dell'Alta Valpolicella Classica nel 2008 su un progetto storico vecchio ma nuovo, nel senso che come la vecchia struttura rurale che ci ospita era una vecchia fattoria rurale che però vive di un progetto nuovo suo proprio, con una denominazione propria che prende il nome dalla chiesetta sovrastante, Santa Maria Valverde, con la finalità di produrre dei vini di altissima gamma, di pochissima produzione, sotto le 10.000 bottiglie. In Italia non esiste la distinzione tra winery boutique come all'estero e che ha un tipo di produzione per un'azienda che sta sotto le 10.000 bottiglie, come è nel nostro obiettivo. E invece all'estero questo concetto è molto radicato. Noi abbiamo voluto sviluppare questa idea di accoglienza in cantina attraverso la conoscenza non solo del mondo del vino, ma anche la conoscenza della storia tradizionale, della cultura territoriale rurale italiana. Ci siamo trovati per condividere non solo un progetto di vita, ma anche un progetto aziendale su un settore ovviamente molto bello, molto stimolante, molto innovativo a suo modo, che dà la possibilità alla fine a una coppia di non realizzare semplicemente, di non realizzare solo un progetto di vita, ma un progetto di vita per un'azienda che ha un obiettivo molto ambizioso, ma molto importante. Il progetto che abbiamo voluto che ci venisse finanziato è nato proprio con un'idea di sviluppo del territorio e del turismo enologico, e abbiamo deciso che fosse un progetto legato al cicloturismo, quindi abbiamo fatto una domanda di finanziamento per una bike station in cantina, dove ci fosse una combine tra l'idea del turismo in cantina abbinato alla sostenibilità di un percorso in bicicletta. Ci siamo fatti finanziare delle biciclette elettriche affinché i nostri clienti possano venire e fare un tour dei vigneti in bicicletta, quindi con un approccio molto verde, molto green, e successivamente vengano in cantina a vivere lo style italiano, il design italiano. Abbiamo chiesto che ci venissero finanziati anche degli oggetti tipici e riconoscibili in tutto il mondo, famosi proprio per il design italiano, affinché il turista straniero cogliesse anche di primo acchito visivo la bellezza che rappresenta l'Italia in tutto il mondo.